Lontani dal quorum, comunque si volti la lettura dei dati maturati a nord-est dopo la consultazione referendaria sulle trivelle in Adriatico. Il Friuli Venezia Giulia ha rispecchiato la media nazionale del 32,2%. Il Trentino Alto Adige, evidentemente lontano dal sentire una questione legata al mare Adriatico, ha conquistato una platonica maglia nera nazionale con la percentuale di affluenza più bassa d'Italia, il 25,1%. Ma non è che il Veneto, l'unica regione triveneta ad avere le concessioni per l'estrazione in mare, abbia risposto con più entusiasmo. È andato alle urne solo il 37,8% della popolazione. Pure i dati locali delle singole province non spostano particolarmente questa valutazione. In Veneto si è votato di più a Padova, unico capoluogo sopra il 40%, e meno a Belluno, appena sotto il 30%. In Friuli Venezia Giulia, Gorizia al 36,5% e Udine a poco meno del 31%, i poli opposti dei voti espressi. Era opposto, d'altronde, pure l'approccio dei due presidenti di regione, con Deborah Serracchiani che non aveva certo spinto affinché gli elettori accorressero in massa alle urne sulla falsariga delle indicazioni del premier Renzi, a cui ha invece pensato nei commenti il governatore veneto Luca Zaia, che si era invece speso a favore del sì. Se il Presidente del Consiglio pensa che a ottobre il referendum costituzionale sia una passeggiata, ha detto, si sbaglia di grosso. C'è un ultimo aspetto che invece con il voto non ha nulla a che fare, se non il fatto che la storia si è svolta in un seggio. A Valdagno, dove un carabiniere di servizio per il referendum ha salvato con il suo pronto intervento un uomo che aveva accusato un malore, un medico peraltro. Il milite aveva appena concluso uno stage di specializzazione in pronto soccorso, con risultati ottimi che hanno salvato una vita umana.